Buonasera dalla redazione del TG10 in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione Calabria. In base ai dati il contagio in Calabria è quasi fermo, una persona positiva in più rispetto a ieri. Sono 31.802 i tamponi effettuati fino ad oggi in Calabria, i dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.097, uno in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 30.705. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 48 pazienti in reparto, 2 in rianimazione, 74 in isolamento domiciliare, 59 guariti e 31 deceduti. A Cosenza 26 in reparto, 1 in rianimazione, 308 in isolamento domiciliare, 86 guariti e 27 deceduti. A Reggio Calabria 25 in reparto, 3 in rianimazione, 143 in isolamento domiciliare, 63 guariti e 16 deceduti. A Crotone 13 in reparto, 66 in isolamento domiciliare, 27 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia un paziente in reparto, 54 in isolamento domiciliare, 13 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro e di Taranto. Si precisa poi che al Policlinico di Germaneto è stato ricoverato un paziente proveniente da Cosenza. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.548, così distribuiti: a Cosenza 1.231, a Crotone 1.640, a Catanzaro 1.828, a Vibo Valentia 282, a Reggio Calabria 1.567. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 16.590. I primi indagati sarebbero 2 nell'inchiesta di Villa Torano, procedimento aperto dalla Procura di Cosenza. Tra le ipotesi di reato ci sarebbe quella di epidemia colposa. Epidemia colposa è una delle ipotesi di reato nell'inchiesta su Villa Torano aperta nei giorni scorsi dalla Procura di Cosenza. Ci sarebbero i primi iscritti nel registro degli indagati. La notizia all'indomani della morte della prima paziente, 5 in tutto le vittime del Covid nella struttura che oggi conta più di 130 positivi. Gli investigatori sono al lavoro per dare risposte a tante domande, perché la storia di Villa Torano è davvero strana. All'interno della struttura il virus non è arrivato all'inizio della pandemia, ma paradossalmente quando era in atto il lockdown, quando cioè doveva essere blindata. Cos'è accaduto? Non si sono rispettate le regole. Nei giorni scorsi le ispezioni dei carabinieri nella casa di cura per anziani, la direzione della struttura avrebbe adottato tutte le precauzioni prescritte dalla legge per contrastare la diffusione del virus, ma evidentemente non è bastato. L'inchiesta dunque dovrà fare piena luce su una vicenda ancora non chiara, cominciata lunedì dell'Angelo con il ricovero per insufficienza respiratoria della cosiddetta paziente 1. La donna, 66 anni, originaria di Malvito, da 14 anni era ospite della residenza per anziani. La donna si è spenta ieri nella terapia intensiva dell'ospedale di Cosenza, una morte, non la sola, che si sarebbe potuta evitare, domande a cui l'inchiesta dovrà dare risposta. E a proposito di Villa Torano, i tamponi sono stati tutti processati, i contagi accertati sono 131. Massima attenzione sul focolaio di Villa Torano da parte dell'ASP di Cosenza, una situazione che al momento è sotto controllo. I tamponi sono stati tutti processati, sono 131 i contagi accertati. Stiamo attivando tutta quella serie di procedure quotidianamente, tali che da raffreddare e contenere il flusso del contagio. Vale a dire, come ogni giorno va il pool specialistico in Villa Torano. Oggi c'è una persona, una paziente che ha un po' di saturimetria bassa e quindi la stiamo monitorando. Quindi c'è sempre la telemedicina che monitorizza ogni istante della vita dei pazienti in quella struttura per quanto riguarda i pazienti Covid positivi.
E poi c'è tutta la serie di attività di inchieste epidemiologiche e quindi di approfondimenti ed analisi dei dati che ci hanno portato oggi, anche grazie alle vostre attenzioni e alle vostre fonti di dati, incrociandole con altri, a ottimizzare il numero dei dati legati al focolaio, che possiamo dire senza alcun ombra di dubbio che siano 131, compresi le persone che sono ricoverate, persone decedute, persone che stanno in Villa Torano come pazienti, operatori e contatti. Abbiamo proprio stamattina, con il pool specialista abbiamo fatto il programma di ricontrolli dei tamponi, che comincerà dopo domani e finirà dopo 4 giorni. E c'è apprensione a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio dopo i contagi registrati. La cittadina della costa ionica catanzarese è stata attenzionata dopo che è stata rilevata la positività di un'anziana, prima degente nella RSA di Chiaravalle Centrale, poi trasferita all'ospedale di Soverato e infine ospitata nel Sant'Andrea Hospice. Oltre alla donna erano risultati positivi altri 2 dipendenti della struttura. A Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, su 11 tamponi eseguiti lo scorso 25 aprile, 3 sono risultati positivi. Era stato il sindaco della cittadina della costa ionica catanzarese a darne notizie, ma ad oggi qual è la situazione? La situazione è identicamente uguale a quella di ieri, perché i primi 3 contagi, cioè quelli della paziente che era stata trasferita da Chiaravalle, a cui si sono aggiunti 2 operatori dell'Hospice, del Sant'Andrea Hospice. Poi è stato fatto il tampone a tutti quanti i dipendenti della struttura, sia dell'hospice che della Villa della Fraternità, perché vengono gestiti da un'unica fondazione. Il tampone di questi è stato tutto negativo, però è chiaro che hanno tutti inseguito la catena dei contatti. In questa catena dei contatti ci sono stati 10 tamponi. Sono risultati positivi soltanto 3 tamponi, che sono legati alla famiglia di una persona che era positiva, di una dipendente dell'hospice. È chiaro che oggi, già la sera di domenica, quando ho ricevuto la positività, ho fatto richiesta al Dipartimento Salute per fare una serie di controlli con i tamponi alle persone che potenzialmente potevano essere infettati da questi, per cui già stamattina hanno fatto il controllo tutti i ragazzi della Protezione Civile che sono molto attivi in questo periodo sul territorio, e quindi è importante prima cosa la loro salute, secondo è che la gente sia tranquilla quando li vede operare sul territorio, per cui sono stati fatti oggi questi tamponi a loro e ad alcune famiglie che hanno avuto dei contatti. Devo dire che la situazione ci ha preoccupato moltissimo. Però devo aggiungere che è abbastanza contenuta, per cui tutto il lavoro che è stato fatto dalla Fondazione e dagli operatori sul territorio di Sant'Andrea stiamo oggi raccogliendo i frutti, perché non dimentichiamo che a Sant'Andrea ci sono 3 strutture, 2 sanitarie, l'Hospice e la Redancia, che sono sanitarie, e una struttura socio-assistenziale che è la residenza per anziani, la Villa della Fraternità. Bene, in tutto questo l'aver isolato i pazienti dagli ospiti e dai parenti ha dato i suoi. I contagi da coronavirus in Italia, anche in Calabria, sarebbero 6 volte di più di quelli censiti, lo rivela una stima effettuata dal docente di demografia dell'Unical Giuseppe De Bartolo, che partendo dal numero dei decessi calcola il numero potenziale degli effettivi contagi. In Calabria sarebbero circa 7.000. Ci sono i numeri ufficiali, ossia i dati emersi attraverso lo screening effettuato sottoponendo al tampone i soggetti sintomatici e i loro familiari e contatti.
E poi c'è il dato che riguarda gli invisibili, ossia quei contagiati che, essendo asintomatici o con lievi sintomi, non vengono sottoposti a test e quindi non sono censiti. Secondo la stima elaborata dal docente di demografia dell'Unical Giuseppe De Bartolo, in Calabria, ad esempio, anziché 1100 i possibili contagiati, potrebbero essere circa 7000. Per andare oltre la realtà osservata, quindi andare alla realtà tra virgolette vera, allora possiamo utilizzare per esempio delle stime sulla letalità effettiva che sono state effettuate in altri contesti. Per esempio in Cina uno studio molto accurato ha dato un tasso di letalità reale effettivo intorno allo 0,6, in Inghilterra intorno a 0,95-96, invece in Italia il tasso di letalità effettiva, che è stato stimato dall'ISPI, che è un istituto molto serio, molto accorsato, insomma, su basi scientifiche solide, ci dà un tasso di letalità effettivo reale per l'Italia di 1,14. Tenendo conto di questo valore, tenendo conto del tasso di letalità osservato, con un semplice rapportando il tasso di letalità osservato rispetto a quello teorico, diciamo, possibile, otteniamo un numero di contagi reali, diciamo, effettivi, per un contagio osservato. E da qui è facile fare la stima poi del numero dei contagi reali. Nessun allarme, ma solo cautela e l'invito a rispettare le regole sul distanziamento sociale e le precauzioni. Il numero dei contagi, diciamo, reali possibili contiene molti asintomatici o molti che hanno diciamo, sintomi lievi e quindi che non ricorrono alle strutture sanitarie e che quindi contagiano le altre persone facilmente. Una nostra troupe oggi si è recata sul terreno cosentino per vedere i tempi del coronavirus, come ci si attrezza per il turismo estivo e soprattutto per il comparto pesca in forte crisi negli ultimi tempi. Questo è il porto di Cetraro sul Tirreno Cosentino e l'attuale emergenza sanitaria ha ridotto drasticamente la domanda del prodotto ittico. Le barche sono ferme e i pescatori costretti a lavorare a scartamento ridotto. L'attività della pesca non è mai stata sospesa, ma di fatto è sospesa perché con il fermo della vendita all'ingrosso, perché sono fermi i mercati, sono ferme le ristorazioni, non sanno chi vendere il pesce una volta che l'hanno preso. Questo ha portato a un blocco per circa 1 mese e mezzo dell'attività della pesca. Adesso che sono arrivati alla disperazione stiamo cercando insieme quantomeno di dare un minimo di risposte, perché abbiamo dato la possibilità di poter aprire subito i mercati che avevamo qui in città, in paese, anche lo stesso mercato ittico. Stiamo facendo dei piccoli lavori per dare la possibilità di poter vendere il proprio pescato all'interno di questo mercato ittico e abbiamo dato anche la possibilità attraverso il SUAP di poter vendere attraverso ordinazioni direttamente a domicilio il pescato già confezionato con tutte le misure di sicurezza. Questo per dare un minimo di risposta a questa attività di pesca. Insomma, io ho quasi un centinaio di famiglie che vivono di pesca. Per cui è andato completamente in crisi. Questa è una delle possibilità che stiamo cercando di fare nella speranza che possono riaprire le attività ristorative e il resto, sapendo perfettamente che ci sono difficoltà che si andranno incontro con un grosso punto interrogativo a cui nessuno sa dare ancora risposta. Eppure la stagione estiva è alle porte, ma vista l'emergenza Covid, i proprietari dei lidi non possono tirar fuori lettini e sdraio, almeno per il momento, anche perché c'è incertezza sul futuro. Noi abbiamo il dovere di pensare adesso quale può essere la prospettiva, quella immediata del post emergenza che sarebbe la stagione estiva, anche in prospettiva. È evidente che questa epidemia ha sconvolto completamente qualsiasi tipo di concezione di sviluppo economico e di turismo così come l'abbiamo immaginato nei tempi passati. Ritornare a prima ci sembra impossibile, per cui bisogna ripensare tutta la stagione
E io personalmente avevo preparato con la mia amministrazione già da 15 giorni una piattaforma di un piano socio-economico per l'immediato che si chiama Noi ci siamo, e un'altra piattaforma di prospettiva 2020-2022 che è No Tax Citrarium, per dare la possibilità di una ripresa economica delle nostre attività, delle nuove start-up che devono costruirsi per uno sviluppo del turismo in sintonia con questa nuova socialità che bisogna ricreare con gli effetti che il coronavirus purtroppo ci ha portato. Quel che resta è una pala abbandonata sulla sabbia e dei lettini accantonati più in là, così come i giochi dei bambini. La Regione Calabria ha dato la possibilità di poter intervenire nelle attività di manutenzione per i lidi. Ma io ho parlato con gli operatori che sono qui nella mia città, anche loro non sanno da dove iniziare perché non conoscono quali sono le misure che devono adottare perché non sono usciti per poter permettere la balneazione. E questo è un problema per una città come la mia che vive di mare. Per la stagione estiva, nella piattaforma che io ho preparato e Noi ci siamo, ci sono delle soluzioni che avevamo indicato, ma queste soluzioni hanno sia un costo e sia delle normative che devono essere superate, e siamo in attesa che lo Stato e la Regione ci mettano nelle condizioni di poterle attuare. Parliamo invece adesso delle decisioni assunte dal Consiglio regionale calabrese che ha approvato anche il bilancio 2020. Abbiamo fatto tagli lineari, ma non si poteva fare in un altro modo. Con queste parole è intervenuta nel Consiglio regionale di ieri la governatrice Iole Santelli, che non solo ha parlato degli enti subregionali, dicendo che sono in liquidazione da ben 8 anni e che nonostante tutto procedono ancora ad assunzioni, rimandando poi il dibattito su questo tema ad un'altra seduta del Consiglio. Sulla questione bilancio ha detto che c'è tanto grigio in regione. Per questo ente lavorano ben 800 persone, ma non si sa e non si conosce a quale titolo. Tutto fa presagire una sorta di snellimento che la Presidente vorrebbe attuare. Intanto però l'Assise ha stanziato 1 milione di euro al Banco Alimentare e 3 milioni in favore delle famiglie degli studenti fuori sede rimasti bloccati per l'emergenza sanitaria. Il bilancio di competenza della Regione per l'anno 2020 ammonta complessivamente a circa 7 miliardi e mezzo e questo è il dato che emerge dalla relazione sul bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Va precisato però che gran parte delle somme sono a destinazione vincolata, o per meglio dire che il loro utilizzo può avere luogo solo per le finalità stabilite da altri decisori istituzionali e con questi concordati. Rientrano in quest'area le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, che valgono per il 55% del bilancio, e le risorse per investimenti POR e FAS, che rappresentano il 28% circa del bilancio puro di competenza, mentre il 7% riguarda altri fondi a destinazione vincolata. Nel capitolo residui attivi la Regione vanta crediti sui quali si è concentrato il giudizio di parifica della Corte dei Conti, pari a 245 milioni di euro dai comuni per il servizio idropotabile e 348 milioni per il servizio rifiuti. Sull'emergenza economica scaturita dal coronavirus sono state stanziate risorse per 150 milioni di euro per il sostegno alle imprese. Secondo la legge di stabilità, l'assessore al bilancio ha elencato quelli che ha definito i punti salienti della manovra, a cominciare dalla sospensione del bollo e dell'imposta regionale sulla benzina fino al 31 luglio. Sul peso delle spese della sanità, il Fondo Nazionale del Governo verso la Calabria ha stanziato 3,5 miliardi di euro. Non basta, per questo l'ente è stato costretto ad integrarlo con risorse proprie. Fra le voci in rosso, l'assessore ha poi citato i 40 milioni di euro mancanti alla forestazione, sui 130 milioni di euro che il governo stanziava ogni anno. Quest'anno invece ne sono stati erogati nel silenzio generale solo 90. Poi è stata sottolineata la grande opportunità dei fondi comunitari. Sono circa 2 miliardi di euro da poter spendere, altro che i 750 milioni di risorse libere del bilancio, e bisogna lavorare in sintonia per spenderli al meglio.
A Taurianova i carabinieri hanno fermato un rosarnese di 52 anni che aveva 24 grammi di cocaina e 500 euro in contanti. Ai militari l'uomo ha detto di essersi allontanato dal suo comune perché aveva necessità di comprare la droga. Intercettato fuori dal suo comune, trovato in possesso di 24 grammi di cocaina e oltre 500 euro cash, ai carabinieri che lo avevano fermato per controllarlo ha giustificato l'allontanamento affermando che era uscito di casa perché aveva necessità di comprare la droga. È accaduto a Taurianova, protagonista un rosarnese di 51 anni, Michele Carbone, già gravato da precedenti di polizia. L'uomo è stato intercettato in una zona centrale di Taurianova a bordo della sua autovettura mentre procedeva con andatura sospetta. I militari della sezione radiomobile, che erano impegnati in un'attività di controllo del territorio, hanno ritenuto di dover procedere ad un controllo scoprendo quindi la cocaina e i soldi. Peraltro Carbone avrebbe tentato di disfarsi dell'involucro di celofan contenente la sostanza stupefacente. Colto dunque in flagranza di reato, ha detto che si trattava solo di 20 grammi. Oltre all'arresto per detenzione di cocaina, l'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per l'immotivato spostamento dal suo paese di residenza. Adesso si trova in carcere dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Palmi. Furto alla cittadella del volontariato a Cosenza, ignoti hanno messo a soqquadro l'ufficio welfare rubando monitor e altro materiale. Indagini in corso per risalire ai responsabili. In un momento così delicato, in cui la città, e in particolar modo le persone più fragili e bisognose, soffrono per una pandemia che sta amplificando le sofferenze e sta acuendo ancora di più le differenze sociali, e in cui l'amministrazione comunale sta cercando di dare il suo fattivo contributo, sono profondamente amareggiata e dispiaciuta per quanto accaduto stamattina nei locali di Via degli Stati. Noi rispondiamo agli atti vandalici con un lavoro ancora più assiduo, perché convinti del fatto che al male si risponde sempre con il bene. Continueremo sulla strada dell'assistenza come affiancamento verso le persone più fragili e bisognose della nostra città. Ancora gesti di solidarietà, di vicinanza a chi è impegnato quotidianamente nella lotta al coronavirus. Donate 5.000 mascherine e camici ad alcune strutture sanitarie della Regione. Oggi per noi Family Bank è una giornata molto importante perché grazie alla solidarietà di tutti i Family Banker in Banca Mediolanum sono stati donati 50.000 euro alla Fondazione Mediolanum presieduta da Sara Doris. E abbiamo consegnato, grazie anche alla Fondazione Buzzi, 5.000 mascherine e 2.500 camici con le relative cuffie. A chi li abbiamo consegnati questi dispositivi? Abbiamo consegnati all'azienda ospedaliera di Cosenza, alla clinica Villa del Sole, alla clinica Villa Ortenzia e alla clinica La Madonnina. Non solo. Le abbiamo consegnate anche all'azienda sanitaria di Cosenza per i medici di base e alla casa circondariale di Cosenza. Una giornata molto importante, ma il nostro augurio è che questi dispositivi non vengano utilizzati, o al massimo che vengano utilizzati in una piccolissima parte. Una notizia che arriva da Catanzaro, dove il prefetto Francesca Ferrandino ha sospeso il Consiglio Comunale di Girifalco e nominato commissario per la temporanea gestione dell'ente la dottoressa Costanza Pino. La decisione di sciogliere l'organismo consigliare del Comune è intervenuta a seguito delle dimissioni di 7 eletti, in pratica la metà più uno dei componenti dell'Assemblea Civica. Una nota dell'Associazione Arcalabria che offre la possibilità a chiunque voglia di fare gratuitamente un piccolo orto presso l'associazione, un pezzetto di terreno dove coltivare gli ortaggi estivi per uso familiare. L'associazione concede in comodato d'uso gratuito piccoli lotti di terreno presso la propria sede che si trova in corso Marco Polo a Rende nei pressi dell'Istituto Professionale Todaro. E adesso le previsioni del tempo. Una perturbazione con minimo sulla Francia nelle prossime ore traslerà verso ovest, interessando più intensamente l'Italia centro-settentrionale e marginalmente anche la nostra regione.
dove convoglierà correnti da ovest più umide che provocheranno nella giornata di mercoledì delle piogge sparse, in particolare sui versanti tirrenici. Domani irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici con piogge sparse, altrove nuvolosità variabile, quindi annuvolamenti intervallati da ampie schiarite con isolate deboli piogge. Temperature in calo nei valori massimi sui versanti tirrenici, pressoché stazionari su quelli ionici. Passiamo a mari e venti. Domani Mar Tirreno, Golfo di Taranto, Ionio Crotonese mossi, gli altri mari saranno poco mossi, venti dei quadranti occidentali, quasi ovunque moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.